Prima di tutto dobbiamo rimuovere ostacoli culturali, soprattutto nelle governance delle città. L'ostacolo culturale è capire che l'intelligenza in una città non è tanto munirsi di strumenti. Oggi va molto di moda il lampione col wifi, ti dicono sei intelligente. No, quelli sono strumenti abilitanti a farci vivere meglio, ma non è l'intelligenza nelle città. Dobbiamo cioè avere la consapevolezza che il lampione genera dei dati. Noi quando scriviamo su un social network generiamo dei dati, una pubblica amministrazione quando comunica con i cittadini genera dati. La capacità di mettere insieme questi dati, di valorizzarli, genera l'intelligenza in una città. Noi oggi abbiamo grandi quantità di intelligenza assolutamente dispersi, non utilizzati da nessuno. L'uso delle cartelle cliniche messe insieme a livello di qualità dell'aria, e i dati sul traffico messi insieme con la georeferenziazione, cioè abbiamo quantità indescrivibili di dati che non usiamo. È come se in altra epoca della storia dell'uomo avessimo avuto acciaio e non l'avessimo usato, è la stessa identica cosa. Questo è il primo punto, quindi rimuovere ostacoli culturali, o meglio, dare una diversa consapevolezza delle opportunità che abbiamo. Secondo, abbiamo bisogno di infrastrutturare di più le nostre città. Cioè questo è un paese ancora arretrato dal punto di vista dell'infrastrutturazione. Quando alcuni di noi ripetono come una sorta di mantra fibra ottica wifi, fibra ottica wifi, fibra ottica wifi, è perché comprendiamo che senza infrastrutturazione le città non vanno da nessuna parte, anzi i cittadini che vivono nelle città non vanno da nessuna parte. E poi tanta alfabetizzazione digitale, che non è insegnare ad accendere e spegnere un computer, cosa che ormai sanno far tutti, è spiegare alle persone le immense potenzialità e conoscenze che stanno nella rete, come si usa correttamente un social network, come si possono postare dei filmati, cioè come si condivide la conoscenza. Qui diciamo così è un po' il segreto, consapevolezza e imparare ad usare. Io lo immagino intanto come una stanza di governo dove una pubblica amministrazione, i cittadini e i possessori di dati concertano le scelte sul futuro di una città, cioè si decide insieme il futuro. E poi la vedo come un luogo dove uomini e oggetti parlano fra di loro. Ma tutti si stupiscono, gli uomini e gli oggetti parlano? Sì, gli uomini e gli oggetti possono parlare, perché gli oggetti parlano, ci danno informazione, noi parliamo. E quindi lo immagino in un luogo dove oggetti e uomini parlano e traggono il meglio delle tecnologie esistenti. Un sistema smart, che io preferisco chiamare un sistema intelligente, è sostanzialmente mettere in relazione due cose: le persone, quindi un concetto di comunità intelligenti che possono essere su un territorio, su una città, all'interno di un territorio suddivisi per aree di interesse specifico, e la condivisione di dati e informazioni che, pur salvaguardando evidentemente tutti i vincoli che ci sono ancora, quindi per una prospettiva di breve medio, non di lungo, quando le generazioni cambieranno anche la prospettiva dei concetti di privacy e quant'altro, possano comunque approfittare, sfruttare e utilizzare il proliferare di queste informazioni che oggi le tecnologie rendono già disponibili, per poter in qualche modo costruire una modalità di vita e di condivisione di queste comunità. Credo più. Oggi si torna a usare il concetto di democrazia partecipata, ma in questo caso le comunità possono dare indicazioni su che tipo di governo vogliono e in che città vogliono vivere. Direi che gli elementi che oggi stanno cambiando lo scenario tecnologico si riferiscono a 4 fenomeni e all'intersezione di questi 4 fenomeni. Il primo è il fenomeno dei social. Oggi abbiamo 2 miliardi di persone sulla rete, quindi un terzo della popolazione mondiale, il 75% di questa popolazione è su social network, e quindi qualsiasi, diciamo, iniziativa pubblica o privata da un punto di vista di singolo cittadino, di impresa o di amministrazione non può prescindere da quella. Parliamo di mobile. Oggi abbiamo 5 miliardi di persone che accedono comunque a un telefono mobile, quindi quello diventa uno strumento, una piattaforma dalla quale interagire, ricevere e fornire informazioni e dati. Ormai chiaramente le informazioni e i dati sono più della voce, quindi il telefono non è più uno strumento
solo per la voce, o addirittura forse non è più uno strumento per comunicare via voce ma per fare dell'altro. Il terzo aspetto sicuramente sono le potenzialità tecnologiche offerte dal nuovo paradigma del cloud computing, che al di là delle varie etichette vuol dire utilizzare risorse quando sono necessarie, siano queste di tipo computazionale, informativo, di soluzioni o di servizi, in maniera dinamica a seconda dell'indirizzo, della necessità dell'individuo piuttosto che dell'azienda. E il quarto elemento estremamente importante di trasformazione è quello che noi chiamiamo l'extreme information management, cioè il proliferare delle informazioni e il numero così elevati richiede strumenti ma soprattutto capacità e skill che oggi mancano, quindi questa è la grande sfida, è sicuramente trovare attraverso gli sviluppi tecnologici soluzioni tecniche per poter mettere insieme tutta una serie di informazioni di natura diversa e sempre più allargata, ma anche sviluppare, ed è questa una grande opportunità di sviluppo professionale per le capacità delle persone, di trovare uno sbocco anche lavorativo. Questi quattro fenomeni sono assolutamente importanti, diventano ancora più, diciamo, dirompenti da un punto di vista delle trasformazioni, perché la combinazione di queste quattro è facile intuire che possa portare a una gestione di mole di dati importanti che abbiano come target il telefono mobile, piuttosto che usare il social evidentemente per fare del crowdsourcing, quindi in una modalità cloud, di usare determinate competenze che sono presenti anche sulla rete. Credo che questo cambierà un po' il modo in cui le tecnologie verranno utilizzate, e lo sta già facendo per come riguarda come stanno operando le aziende sul mercato. Credo che avranno impatto anche sulla nostra vita quotidiana.